domenica di corsa in 10.000 a Venezia per la tradizionale Suezo per i ponti. Una gita festosa, oltre che una marcia non competitiva, complice la giornata di sole. Sono molti i partecipanti alla Suezo per i ponti che si è svolta questa mattina a Venezia. Alberto Bragali e Paolo Colombatti. È un modo per vedere Venezia che non si vede mai, e quindi dei luoghi nuovi e posti diversi dalla solita Piazza San Marco. È giunta la sua 37esima edizione la Suezo per i ponti, non gara ma ormai viaggio collettivo alla scoperta della città lagunare. Una gita festosa per singoli, famiglie e gruppi dall'Italia e dall'estero. Con la famiglia abbiamo portato anche le piccoline, l'Irene, da 6 anni in su, corriamo tutti. Facciamo il percorso lungo, anche se sono piccole, ma ce la possono fare. Siamo in 138, è la prima volta che partecipiamo, siamo un po' impreparati, vediamo cosa verrà fuori, insomma. Da dove venite? Da Montagnana, in provincia di Padova. Io sono svensk, ma io pure Legnago. Sono svedese, però abito a Legnago. E qualcuno porta con sé anche il suo piccolo amico. Gli organizzatori non solo sono soddisfatti, ma quasi stupiti da tanto successo. Tantissimi iscritti, sono più dell'anno scorso secondo le nostre stime. Chiaramente noi abbiamo venduto biglietti fino a poco fa, quindi la cifra precisa non la so, però siamo sicuramente sopra gli 11.000. Nessun pettorale, nessun ordine d'arrivo. Iscriversi non è necessario per far parte del Serpentone Colorato, ma per partecipare alle iniziative di solidarietà tradizionalmente legate alla manifestazione. La missione Salesiana di Aleppo e anche il premio Domberti per le scuole, cioè dei voucher per l'acquisto di materiale didattico e sportivo per le scuole più numerose.